Sesto turno di campionato e sesta vittoria consecutiva per la capolista Imoco Volley che in un inedito Monday Night al Palaverde batte la Zanetti Bergamo per 3-0. Il primo set vede un grande equilibrio in avvio con Silla e compagni che provano a forzare il primo break sul 14-10. La polacca Smarzek fa vedere la sua potenza in battuta e fa tornare sotto le orobiche, ma un paio di salvataggi di Monica De Gennaro e le botte di Paola Egonu consentono all'Imoco di risalire sul 18-14. Sarà il break decisivo per Voloz e compagne che chiudono 25-21 nonostante la bella resistenza di Mitchem, autrice di 7 punti nel set come Paola Egonu. Nel secondo set Conegliano prova ad allungare subito 3-1, ma sarà la Zanetti Bergamo a comandare per quasi tutto il parziale. Mitchem è scatenata e sul 7-10 coach Santarelli deve chiamare time out. L'Imoco combatte, ma la formazione orobica è ben convinta di poter vincere il parziale. Bergamo resta avanti fino al 18-21 e due colpi consecutivi della palleggiatrice serba Mirkovic danno l'illusorio +3, 20-23, alla formazione ospite. Sembra fatta, ci sono due set point consecutivi per Bergamo, annullati dall'Imoco con Egonu e Voloz, poi altri due nei vantaggi, che però le Pantere di casa riescono a annullare. Alla fine Miriam Silla chiude 29-27 e una cinica Imoco Volley si porta sul 2-0. Il terzo set è il meno combattuto, sale in cattedra anche Kim Hill per la formazione campione d'Italia e aiutata dalle botte di Egonu e da una positiva Chaka Ogbogu, l'Imoco Volley sale sul 15-12. Da lì l'ex Melandri e le sue compagne si fermano, ne approfittano le Pantere per spingere con la battuta e il muro. Mitchem è l'ultima ad arrendersi, 16 punti per lei, ma le Pantere dell'Imoco Volley chiudono con una serie di punti fantastici di Robin De Cruyff, Miriam Silla e Asha Voloz per il 25-16 che dà la vittoria alla formazione di Conegliano.